Forte e deciso è stato ieri l'intervento fatto durante la seduta dell'ARS da parte del parlamentare sancense onorevole Michele Catanzaro in merito alla sicurezza degli ospedali agrigentini, rivolto all'assessore alla sanità Razza sui reparti misti istituiti presso gli ospedali di Agrigento e Sciacca che sono diventati Covid all'interno della stessa struttura. Da lì sono partiti i veri focolai, afferma l'onorevole Catanzaro, che riporta le forti lamentele in aula espresse più volte dai medici locali che mostrano la loro preoccupazione per la salute sia propria che dei cittadini. Per l'onorevole Catanzaro quello che serve veramente alla nostra provincia non è un centro Covid, ma un reparto sia di malattie infettive che di pneumologia. Siamo in nettissimo ritardo, siamo in enorme ritardo sulla mappatura della popolazione sui tamponi. Un altro esempio che mi viene molto semplice fare, Assessore Razza, è nell'incertezza della distribuzione dei posti Covid nella rete ospedaliera regionale con un mero problema di commistione degli ospedali misti. Io provengo da una provincia di Agrigento dove ci sono i medici che stanno lanciando tutti un grido d'allarme, dove ci sono gli ospedali individuati come Covid, Agrigento e Sciacca, e questo è un mero problema, perché a livello nazionale, a livello ministeriale, viene vietato la commissione degli ospedali misti, perché tutto è partito da là, il focolaio è partito da là, la Lombardia lo dice, e noi che cosa facciamo? Bene, siamo fortunati perché ovviamente il picco non è arrivato, però attenzione perché questo è un vero problema. Io, Assessore, l'ho detto già nelle passate settimane e lo continuo a ripetere, anche perché una provincia come quella di Agrigento manca un reparto di malattie infettive e un reparto di pneumologia. Sono queste le cose che dobbiamo fare, non individuare gli ospedali Covid, Sciacca e Agrigento. L'onorevole Catanzaro ha anche rivolto un forte monito all'assessore Armao per lo sblocco delle risorse finanziarie ferme da tempo nei vari settori dell'agricoltura, pesca e artigianato. Poco fa l'assessore Armao parlava che ovviamente ci accingiamo ora alla fase del bilancio. Bene, Assessore, oggi io le posso appunto dire che diciamo che molte sono le cose che mi giungono, per esempio come notizie. Cioè noi abbiamo cose ferme al palo ancora prima dell'inizio della pandemia del Covid, procedure dentro gli assessorati bloccati, non si sa quello che avviene, gare d'appalto di servizi e beni che vengono bloccate con aziende già aggiudicatarie che in pratica non sanno se quelle risorse sono destinate a loro o sono destinate all'emergenza sanitaria. E questo è un vero problema. Abbiamo settori come l'agricoltura e come la pesca, come i lavoratori stagionali del turismo. Abbiamo questi problemi. È inutile che ci venite a raccontare poi che ci sono già le somme pronte per intervenire sui lavoratori della pesca, perché quello sono le cose che sta facendo il Cura Italia. Noi ancora qua non siamo intervenuti. Cioè noi abbiamo i marittimi, abbiamo gli agricoltori che non si sa, buttano, diciamo che fino all'altro ieri ci sono stati servizi in televisione di problemi sull'uva Italia, su qualsiasi settore.